Il vino biologico è un vino ottenuto da uve coltivate secondo i principi dell'agricoltura biologica, vale a dire in genere vengono esclusi l'uso di fertilizzanti chimici, pesticidi, fungicidi, erbicidi e così via. È un prodotto, il vino biologico, sempre più apprezzato dai consumatori e lo confermano dei dati, una serie di dati. In particolare l'Italia all'interno dell'Unione Europea si pone al primo posto per numero di produttori e al secondo posto per superficie. Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura che, come avrete capito, quest'oggi dedicheremo al biologico, al comparto del biologico, in particolare al vino biologico. Per parlare di questo abbiamo invitato il collega di Veneto Agricoltura, il dottor Nicola Severini, che ringraziamo per essere quest'oggi qui con noi e al quale immediatamente chiediamo, ne approfittiamo subito per dire che sul sito internet di Veneto Agricoltura è scaricabile il report che è appena stato realizzato appunto sul vino biologico veneto. Come si pone l'Italia biologica nell'Unione Europea? Buongiorno, allora l'Italia in Europa si pone al primo posto per produttori biologici, considerando che nell'Europa 28 stati sono presenti attualmente 278.000 produttori. L'Italia si pone al primo posto davanti alla Spagna e alla Francia. Queste tre nazioni nel loro insieme costituiscono il 51% degli operatori in Europa. Percentuale che sale per queste tre nazioni al 55% se parliamo di superficie in cui al primo posto troviamo invece la Spagna, al secondo posto l'Italia e al terzo la Francia. L'Italia in questo caso presenta 79.000 operatori, di cui il 75% circa di questi sono produttori primari, quindi in purezza, la quota restante sono trasformatori in purezza, poi ci sono dei produttori trasformatori e poi abbiamo gli importatori biologici. La superficie italiana, vediamo che praticamente al primo posto troviamo la Sicilia, a cui segue la Puglia e la Calabria, e il Veneto in questo caso negli 2 milioni di ettari di superficie si pone solo al 15° posto, anche se c'è una forte propensione a biologica negli ultimi anni in Veneto, visto che cresce solo nell'ultimo anno del 37,8%. Quali sono possiamo fare una distinzione per produzione? Per produzione. Quali sono le colture principali presenti nel biologico italiano? Al primo posto, quasi a pari merito, troviamo i prati e pascoli e le foraggiere, intorno al 20% sul totale, a cui seguono poi i cereali, l'olivo e la vite. La vite rappresenta il 5,3% delle superfici biologiche in Italia. Anche la spesa nell'ultimo periodo tende ad aumentare in prodotti biologici, anche se nel primo semestre 2019, un dato molto fresco, cresce solo dell'1,5%, mentre nell'anno precedente, nello stesso periodo, cresceva del 6,7%, quindi c'è stato un rallentamento della spesa per prodotti biologici. Quali sono i canali di vendita principali del biologico? Abbiamo che il 64% dei consumatori si rivolge alla GDO, poi la restante parte per un terzo... Quindi è una grande distribuzione organizzata. Grande distribuzione organizzata, poi un 30% si rivolge a dei negozi tradizionali e la restante parte a dei discount. E per vedere la dinamica dello spostamento dei consumatori verso la GDO, si vede che praticamente il fatturato della GDO nell'ultimo anno sale del 5,5%, mentre decresce quelli dei negozi tradizionali del 7,3%. Perfetto, allora tutti questi numeri comunque chi ci sta ascoltando e vedendo li può trovare sul report, ripeto, scaricabile dal sito di Veneto Agricoltura, ma direi di passare, perché il tempo che noi abbiamo a disposizione sono 10-12 minuti, sì. Quindi entriamo a parlare proprio del report che abbiamo come Veneto Agricoltura, sì, appena fatto e quindi quali sono i risultati principali che sono emersi, sì, come sta andando e come si comporta il vino biologico veneto?
Allora, diciamo che l'analisi è stata effettuata nell'estate 2017 e completata ad inizio 2018. Ha interessato una popolazione di aziende di 263 aziende biologiche veneto, che rappresentano circa un terzo delle 800 aziende del settore in Veneto. Praticamente a queste aziende è stato proposto un questionario che verteva praticamente su quelli che sono i punti di forza e di debolezza del comparto e le opportunità future e le minacce per il mercato del vino veneto esterne. Quindi praticamente è andato ad analizzare quelle che è un po' le impressioni, il sentiment e il vissuto quotidiano nel comparto da parte degli operatori. Allora, per quanto riguarda i punti di forza, possiamo dire, dividiamo l'analisi per quanto riguarda i produttori e i trasformatori. Dal punto di vista dei produttori, il senso etico-filosofico del produrre biologico è molto sentito. Infatti l'82% dice di coltivare biologico proprio perché per una questione morale quasi, mentre solo il 30% della gente, degli operatori lo fa per una questione economica. Quindi si punta in questo caso ad ottenere un prodotto sano, a migliorare le condizioni di vivibilità da parte dei produttori, quindi un minore impatto ambientale e per produrre un prodotto più sano. La stessa cosa è stata descritta anche dai trasformatori, però si contrappongono poi ai punti forti del vino biologico veneto delle debolezze del comparto, debolezze che si vanno proprio a riferire a una maggiore richiesta di forza lavoro, ad una minore... Quindi produrre biologico serve una forza lavoro maggiore, sì, che dal punto di vista potrebbe essere un bene perché impieghi maggiormente lavoro, però a discapito della redditività dell'azienda stessa. Poi richiede un'elevata burocrazia e un'elevata professionalità da parte degli operatori, oltre che la produzione biologica è molto più fluttuante nel tempo, sia per quanto riguarda le rese di produzione che del prezzo. E questo è un punto molto sentito. Ascolta Nicola, forse magari fuori stacco perché il report e l'indagine ha riguardato i produttori, eccetera, ma dal punto di vista dei consumatori, perché un consumatore acquista biologico? Allora, il consumatore, c'è una piena sinergia tra produttore e consumatore, in cui il produttore si impegna praticamente, come dicevi tu nella prefazione, a ridurre l'uso di prodotti di sintesi chimica, quindi parliamo di concimi, di serbanti, per produrre un prodotto sano e rispettoso dell'ambiente. Dalla parte del consumatore ci deve essere anche la consapevolezza di puntare sul biologico per migliorare la propria condizione di vita, sia a livello individuale che nell'avere un mondo più sano, certo. E meno quindi inquinato. Il costo superiore è giustificato dalla migliore qualità di vita, certo, che perché si può io come avere. obiettivo mi pongo quello di dare anche una mano Sì. all'ambiente. Certo, e senti, e se noi dovessimo dare uno sguardo invece a quelle che sono le opportunità future per il comparto? Allora, le opportunità future praticamente la verve che c'è nel settore, quindi che vede un trend crescente di aumento delle superfici di produzione, si viene proprio a semplificare anche una volontà nel futuro prossimo degli operatori di aumentare le superfici, di praticamente acquistare nuove attrezzature, nuovi macchinari, di in alcuni casi di operare il reimpianto delle proprie colture presenti in azienda e anche mirare ad un'agricoltura di precisione, in particolar modo per ridurre quello che è l'utilizzo di acqua, una risorsa che come sappiamo è in via di esaurimento. Per quanto riguarda la parte dei trasformatori invece, questi puntano ad una maggiore quota di export di vino biologico e alcuni produttori che non lo sono ancora di entrare nel commercio estero del vino.
Posso Sì. approfittarne per chiederti una cosa? Secondo te che i vini italiani al momento siano stati risparmiati dai dazi di Trump, dei dazi statunitensi, può essere questo, come dire, e visto che i vini francesi invece lo sono stati penalizzati da questo, può esserci un vantaggio? Al momento sì, sicuramente c'è un vantaggio in cui praticamente il nostro vino rimane indisturbato sul mercato estero, anzi potrebbe anche acquisire delle quote maggiori verso gli acquisti da parte dei paesi target del vino biologico veneto, in particolare gli Stati Uniti e il Regno Unito in questo caso. Infatti quelle che sono proprio le minacce per il vino biologico veneto sono proprio l'eventualità di dazi doganali e l'aumento dei dazi e delle barriere doganali, oltre praticamente a quello che la forte burocrazia in ingresso nei paesi esteri per il vino biologico veneto e inoltre anche la scarsa conoscenza delle nostre aziende del vino biologico veneto, che si deve far forza su questi mercati. Bene, ascolta Nicola, noi il nostro tempo che abbiamo a disposizione lo abbiamo esaurito, non possiamo dire tutto quanto in questi 10-12 minuti che abbiamo a disposizione, ma proprio per questo invitiamo chi ci segue di scaricare il report Il vino biologico veneto, realizzato dall'Osservatorio Economico Agroalimentare di Veneto Agricoltura in collaborazione anche con AVEPA e ovviamente la Regione Veneto. Ricordo anche che nel numero 20 dei quaderni della collana editoriale di Veneto Agricoltura, il numero 20 che è stato pubblicato lo scorso anno, Agriconfronti, l'agricoltura veneta e le sfide europee, c'è un capitolo dedicato proprio anche al biologico, per cui anche questo può essere richiesto o anche questo scaricato dal sito internet di Veneto Agricoltura. Ringraziamo il dottor Nicola Severini per essere stato con noi oggi e invito tutti a seguirci e magari anche seguire le puntate precedenti, ne abbiamo fatte quasi 70, sono tutte a disposizione sul sito di Veneto Agricoltura e comunque un arrivederci alla prossima settimana.